Carenze nel calcestruzzo della struttura istituti a rischio sismico. Oderzo chiudono scuola media e liceo, oltre 800 gli studenti trasferiti. La provincia intanto rassicura ricognizioni e interventi in corso in tutta la Marca. Fuori dai cancelli della scuola tanti studenti alla ricerca di notizie. Siamo arrabbiati e preoccupati, dicono dopo 3 anni di pandemia è un duro colpo. 13enne travolta da un'auto mentre attraversa la strada in bici con le amiche. Drammatico incidente nel pomeriggio a San Polo di Piave. L'automobilista, una 90enne, sotto shock. Emergenza casa, anche l'Ater costretta a sfrattare inquilini morosi. Intanto a Monigo riparte il cantiere per la realizzazione di 24 alloggi di edilizia popolare. Veneto Banca e Popolare di Vicenza, nuova tegola sui risparmiatori. Per il Consiglio di Stato niente indennizzo. Se la richiesta di ristoro contiene errori rischiano in migliaia. In 500 in corteo fino a Piazza Borsa per chiedere che siano riconosciuti gli effetti collaterali del vaccino. Capofila l'ex sindaco di Santa Lucia che intanto prepara il ricorso contro la radiazione da medico. Norma regionale datata. Nei corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro serve più praticità e meno burocrazia. L'appello degli artigiani di Treviso. È morta Angelina Marcon, un mese fa aveva compiuto 111 anni, diventando la persona più anziana della Marca trevigiana. Cordoglio a Spercenigo. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali la decisione shock del sindaco di Oderzo Scardellato, quella di chiudere le scuole medie e il liceo Scarpa perché poco sicure. Una decisione sofferta, non ci ho dormito la notte, dice il sindaco, perché un'indagine commissionata proprio dal comune ha parlato di una resistenza del calcestruzzo troppo bassa. Dopo alcuni giorni di DAD per centinaia di studenti scatta una vera e propria rivoluzione. Io sono convinta che non cadrà, ma può essere una convinzione mia. Anche il ponte Morandi era lì da tanto tempo, eppure è caduto, e quindi con questa possibilità ho deciso di chiudere la scuola, perché, come dico, prima di tutto la sicurezza dei ragazzi viene prima di qualsiasi altra cosa. Una decisione sofferta, quella presa dalla sindaca di Oderzo Maria Scardellato, chiudere la scuola media della città, oltre 500 studenti, cui si sommano altri 300 del liceo Scarpa ospitati nello stesso plesso. Del resto la relazione sull'antisismica commissionata a dicembre dallo stesso comune non lascia grandi margini di discrezionalità. Davanti a indicazioni di questo tipo c'è resistenza del calcestruzzo molto basse, e questa carenza è diffusa dappertutto. Non me la sono sentita di lasciare aperta la scuola. L'indagine è arrivata dopo anni sulle montagne russe. È da tempo che l'amministrazione partecipa a bandi sia nazionali che regionali per l'adeguamento antisismico, senza successo. In un caso il cantiere era di fatto pronto a partire. Nel maggio 2021 eravamo già arrivati con l'impresa a iniziare i lavori, ma nel frattempo era successo, avevano cominciato ad alzarsi i prezzi e l'impresa, giustamente da parte sua, non ha firmato il contratto perché i prezzi erano saliti e quindi non ci stava più dentro. Il problema ora è organizzativo. Dopo qualche giorno di didattica a distanza, da giovedì prossimo gli studenti saranno trasferiti in altre strutture, 15 aule al patronato Turroni, 10 alle scuole di Piavon, che saranno a loro volta ricollocate alla primaria dall'Ongaro. Questo per i primi 2 mesi, perché immediatamente partiremo con l'ordine delle aule prefabbricate che andremo a collocare nel parcheggio dietro al Foscolo. Allo stesso tempo il Comune dovrà accedere a un mutuo per i lavori di adeguamento stimati in almeno 5 milioni di euro, nella speranza che tra bandi regionali e PNRR si trovino le risorse. Intanto lunedì Scardellato incontrerà i genitori, ai quali ha già inviato una lettera. Posso dire che mi dispiace, ma che anche loro cerchino di capire la mia situazione e la difficoltà che ho avuto nel prendere la decisione e che ho tuttora per portare avanti la problematica. Una vicenda che interroga per certi versi. In campo c'è anche la provincia per la parte di competenza, ma il problema della sicurezza riguarda un po' tutte le scuole della Marca e non solo. Ricognizioni e interventi sono in corso in tutto il territorio, rassicura il presidente della provincia Stefano Marcon.
Io non credo che ci siano risvolti legali, danni non ne sono stati fatti, nessuno è stato, insomma, ha patito pericolo in questo momento. Io credo invece che sia una buona azione amministrativa questa, la sicurezza prima di tutto degli studenti, del corpo docente, e quindi è bene procedere senza se e senza ma. Appoggia totalmente la linea della sindaca di Oderzo, Stefano Marcon, presidente della provincia. Proprio il Sant'Artemio è competente per la parte relativa al liceo Scarpa, visto che l'edilizia degli istituti superiori è materia dell'ente di secondo grado. In questo caso una parte dei liceali sarà trasferita nei locali della parrocchia San Vincenzo di Oderzo, un'altra a Motta di Livenza, dove peraltro si trova la sede centrale dello Scarpa. Resta il tema di fondo ed è generale, ovvero lo stato di salute delle scuole nella Marca. La decisione di Oderzo potrebbe aprire un fronte fra i primi cittadini. Marcon, dal canto suo, ricorda gli sforzi fatti negli ultimi anni per l'edilizia delle scuole superiori. Le ricognizioni che abbiamo fatto in provincia di Treviso hanno portato quelle risorse che stanno mettendo in ordine tutte le scuole provinciali. In questa di Oderzo non vi era alcuna avvisaglia. Ci stiamo già attivando per candidare la realizzazione di un nuovo plesso in quel di Oderzo, cercando di sfruttare bandi che sono stati messi a disposizione dalla regione, e quindi faremo le corse per portare a casa qualche risorsa per nuove edificazioni. PNRR che nelle scuole della Trevigiano dovrebbe cubare diversi milioni di euro di nuovi interventi, una pagina questa che per buona parte va ancora scritta. E c'è poi la voce degli studenti, dei liceali, in particolare in un mix tra rabbia e preoccupazione. Siamo arrabbiati perché non è stato fatto nulla, non in tempo misurabile in mesi ma in anni. È terrificante perché se penso che la scuola è stata dichiarata non idonea nel giro di un giorno, cioè, ho i brividi perché mi poteva crollare un muro addosso. Io vado a scuola da 5 anni, la scuola è sempre stata così. Sapere che non torneremo più in questa scuola dopo 5 anni, manca così poco alla fine. Sono abbastanza perplessa. Si sono ritrovati fuori dalla loro scuola ugualmente i ragazzi della quinta A del liceo Scarpa, vogliono capirne di più, chiedono lumi sul futuro che li attende. La stessa sindaca Scardellato si ferma a lungo per confrontarsi. Sono arrabbiati ma soprattutto preoccupati, sulle spalle oltre 2 anni di pandemia vissuti tra i banchi e a casa. È stata una bella batosta perché è stata una notizia così improvvisa ed è dura perché adesso dobbiamo ripianificare anche gli spostamenti, un attimo i nostri programmi e sarà una situazione difficile, un po' parallelamente alla situazione con il Covid. Dall'oggi al domani ci siamo ritrovati a casa e sarà comunque difficile gestire tutto quanto. La situazione penso sarà difficile soprattutto per effettivamente chi è magari in quinta e dovrà affrontare gli esami a giugno, perché dobbiamo soprattutto ripianificare anche in generale tutta la settimana della scuola. Stiamo aspettando appunto che ci mandino comunicazioni o quant'altro perché non sappiamo qual è il nostro destino, cosa dobbiamo fare e sembra un po' di rivivere quello che abbiamo vissuto col Covid 2 anni fa, cioè ritrovarci a casa così spaesati senza sapere cosa fare. Fa male perché nel senso è un po' un sentimento di tranquillità essere nelle classi con tutti, anche le altre classi, girare, stare nei corridoi, ma anche stare in classe con i propri compagni, che hai condiviso anche dei momenti particolarmente difficili come 3 anni scolastici di DAD. Da qui l'appello alle istituzioni a fare presto, ma anche ai compagni di scuola più piccoli. Io vorrei fare un appello ai ragazzi di prima e seconda della nostra scuola. Ragazzi, se ci state guardando tenete duro, perché sappiamo che saranno tempi difficili, lo sono per noi che siamo in quinta. Abbiamo vissuto il periodo di Covid, è stato già terribile. Ci è arrivata questa sventura, comunque la supereremo con spirito di ottimismo. Voi di prima e seconda non avete fatto male a scegliere questa scuola, anzi siamo contenti e continuate, non demordete mai. La cronaca: grave incidente nel pomeriggio poco dopo le 5 in via Roma a San Polo di Piave. Una ragazzina tredicenne in bici è stata investita dall'Y10 condotta da una donna di 90 anni. Inizialmente aveva perso conoscenza, difatti ai primi richiami non ha dato risposta, successivamente anche con l'aiuto appunto di un medico che passava ha ripreso conoscenza e da come mi hanno raccontato in una prima ricostruzione anche poi si è lamentata soprattutto per lo shock e probabilmente per i dolori, quindi di conseguenza ecco, era cosciente.
Sono stati minuti concitati, quelli vissuti poco dopo le 5 del pomeriggio in via Roma San Polo di Piave, nelle vicinanze del supermercato Ins. Una ragazzina di 13 anni si trovava con un gruppo di amiche, tutte in bici, quando hanno attraversato la strada, sembra sulle strisce pedonali. È qui che è stata travolta da una Y10 guidata da una donna novantenne di Marino di Piave che si è fermata dopo qualche decina di metri in stato di shock. Sul posto il suo M118 che ha condotto la tredicenne, che frequenta la terza media del paese, al Cafoncello di Treviso. Le sue condizioni sono giudicate gravi, in paese c'è apprensione. C'è attesa per capire le condizioni della ragazza, sicuramente dovrebbe aver battuto la testa da come sono le prime indicazioni e quindi di conseguenza quando ci sono questo tipo di traumi bisogna avere sempre cautela. Auto esce di strada e finisce capovolta in un fossato. È successo la notte scorsa all'1:30 a Pieve di Soligo, feriti 2 giovani, una 23enne che si trovava alla guida del mezzo e una 21enne. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre a medico e infermieri del suo M118 che hanno trasportato la ragazza in elicottero al Cafoncello di Treviso, mentre l'amico è stato ricoverato a Conegliano. Posso aggiornarvi sulle loro condizioni, sono fuori pericolo. Il 24enne ha riportato policontusioni ma nulla di grave, è stato poi dimesso dall'ospedale di Conegliano. La passeggera, una 22enne, ha riportato parecchie contusioni e delle lesioni craniche giudicate guaribili in 35 giorni. Questo è l'aggiornamento che vi posso dare proprio in questo momento. Voltiamo pagina, parliamo dell'emergenza casa, anche l'Ater costretta a sfrattare gli inquilini morosi. Intanto a Monigo riparte il cantiere per la realizzazione di 24 alloggi di edilizia popolare, cui se ne aggiungeranno da progetto altrettanti. Settimanalmente mi trovo a firmare più di qualche sfratto. Anche l'Ater, l'azienda di edilizia pubblica, sta sfrattando inquilini morosi che vanno ad aggiungersi a quelli allontanati dai proprietari di alloggi privati. Il presidente Mauro D'Alzilio lo ammette, pur non facendo numeri, d'altro canto sostiene non c'è alternativa. Si sono accumulati tantissime situazioni difficili e anche Ater a malincuore sta andando avanti con degli sfratti. D'altra parte non possiamo neanche soprassedere in tutto, perché sennò sarebbe l'imbocco della strada del fallimento totale dell'azienda. Noi non possiamo e quindi cerchiamo di farlo rispettare. Prima di muovere qualsiasi passo noi collaboriamo e discutiamo con i comuni per cercare di salvare quelle situazioni che possono essere recuperabili. Però una cosa da dire è che portarle troppo avanti diventa insostenibile. Solo un'altra delle 1000 facce dell'emergenza abitativa che sta montando nella Marca e a cui l'edilizia popolare non riesce a dare una risposta. Ovviamente la richiesta è sempre più importante, quindi una riflessione va fatta non soltanto a livello comunale ma anche a livello regionale e nazionale, perché il tema della casa sarà uno dei temi del futuro che la politica dovrà affrontare con grande serietà se non vogliamo trovarci davanti a un'emergenza sociale. Una buona notizia arriva sul fronte casa dall'imminente ripartenza del cantiere Ater di via Castagnole a Monigo, iniziato nel 2018 e mai concluso per il fallimento della ditta che aveva vinto l'appalto. Cantiere sorvegliato da guardie pagate dall'Ater stessa durante il prolungato stop per evitare che venisse depredato. Ora la nuova assegnazione a un'impresa padovana. Sono 24 alloggi. 24 alloggi che verranno appunto disponibili, poi prossimamente entro l'anno ripartirà ancora un altro cantiere che vedrà una nuova palazzina uguale e posizionata in maniera contraria a questa di altri 24 alloggi. Poco distante la palazzina Ater, che andrà invece demolita e ricostruita, dalla quale però 3 famiglie non vogliono andarsene. Si sta lavorando a una soluzione bonaria, ma se non ci si dovesse arrivare si dovrà procedere a uno sgombero forzato. Le forze dell'ordine e il comune troverà la soluzione. Al momento attuale sono occupanti senza titolo. Crack di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, interviene il Consiglio di Stato per dire di no al ristoro dei risparmiatori che abbiano commesso errori nella domanda di indennizzo. Si apre così un nuovo fronte. Crack delle banche popolari, nuovo capitolo nella tortuosa strada dei risparmiatori verso il recupero dei capitali perduti. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze contro una sentenza del TAR che aveva dato ragione a una risparmiatrice che non si era vista accogliere l'istanza di risarcimento del fondo di indennizzo a causa di alcuni errori nella presentazione della domanda. Un pronunciamento che ora mette a rischio la posizione
di quasi 5.000 possessori di titoli degli istituti andati in liquidazione. La sentenza del Consiglio di Stato complica purtroppo non poco la situazione dei risparmiatori che si sono visti rigettare la domanda di indennizzo a causa di errate indicazioni circa il reddito e o il patrimonio. Stiamo sollecitando anche in queste ore i parlamentari e il Ministero dell'Economia affinché si proceda immediatamente alla distribuzione del residuo, che ammonta a circa 540 milioni. A oggi il fondo di indennizzo ha distribuito tra 137.000 risparmiatori oltre 1 miliardo di euro, coprendo il 30% del valore di acquisto delle azioni e il 95% delle obbligazioni, fino a un tetto massimo di 100.000 euro. Un diritto questo che per la gran parte delle associazioni che tutelano i cittadini non dovrebbe venire messo in discussione da errori nelle domande di accesso ai ristori. L'obiettivo principale adesso resta in ogni caso la ripartizione dell'altro mezzo miliardo di euro del FIR, ancora da versare proprio ai risparmiatori. Il residuo deve essere distribuito semplicemente in base a quanto previsto dalla stessa legge istitutiva del FIR. Saremo a Roma i primi giorni di febbraio per capire che cosa la politica intende fare, se intende appunto dar corso a quanto è previsto da una legge dello Stato o se invece intende non dar corso, con tutte le conseguenze del caso, a quanto previsto da una legge dello Stato. Manifestazione oggi pomeriggio in centro a Treviso perché vengano riconosciuti gli effetti collaterali delle vaccinazioni anti-Covid. Oltre 500 i presenti che non vogliono però essere definiti Novax, come ci racconta Lucio Zanato. Non chiamateli Novax, ma cittadini che chiedono vengano riconosciuti quelli che secondo loro sarebbero gli effetti collaterali delle vaccinazioni anti-Covid. In 500 si sono ritrovati lungo via Roma a Treviso, striscioni ma soprattutto foto di persone che loro ritengono siano decedute a causa delle vaccinazioni. Il corteo silenzioso è sfilato lungo le vie principali senza alcuna provocazione. Prima Piazza della Vittoria, poi il Duomo, passando davanti Casugana. I manifestanti non hanno intonato slogan o distribuito volantini, ma semplicemente con la loro presenza hanno voluto testimoniare il loro dissenso per le decisioni prese in tema Covid. Tra loro anche Fabio Lafalce, ex farmacista, che nella sua contestazione si è autodenunciato. Io non entro mai nel merito sull'efficacia, sulla sicurezza, ma la cosa che dico e ridico qui davanti, ancora davanti alle forze dell'ordine, che sono a conoscenza di una notizia di reato perché si stanno violando tutte le normative sui farmaci in Italia. Per cui veramente sentitevi liberi di portarmi in caserma anche dopo, lo dico sempre, e farmi scrivere un bel verbale con tutte le violazioni di norma. Due le testimonianze di persone che hanno affermato di aver subito conseguenze fisiche delle vaccinazioni, mentre Riccardo Szumski nel suo intervento ha ribadito la volontà di ricorrere contro il provvedimento di radiazione dall'ordine dei medici ricevuto qualche mese fa e per il quale da qualche giorno ha ricevuto anche le motivazioni. Per questo ha lanciato un appello alla cittadinanza. Sto raccogliendo testimonianze perché io non mi sono tenuto registrazioni di tutti, anche perché rispondevo a orari e straorari di notte. Stiamo raccogliendo e le porteremo per dimostrare che non è che ho curato mettendo a repentaglio la salute della gente, anzi io ho anche vaccinato, io ho vaccinato una quindicina di persone, me l'hanno chiesto e io, siccome sono il medico di tutti, l'ho fatto perché era la loro scelta, tanto per dire che non sono un Novax così, l'ho anche consigliato a qualcuno che aveva pluripatologie. Ritorniamo alla cronaca per raccontarvi di un giovane trevigiano che è stato denunciato dai carabinieri. Sentite cosa aveva a bordo della sua auto. In auto, tra i vari oggetti sequestrati, c'era anche un finto lampeggiante delle forze dell'ordine, verniciato di azzurro e destinato magari a fingersi a bordo di un'autocivetta, un oggetto sul quale anche i carabinieri stanno indagando. Protagonista della vicenda, un 23enne di Castelfranco Veneto, nel Trevigiano, residente a Resana, sempre in provincia di Treviso. Il giovane, disoccupato, è stato fermato a Ponte Longo, lungo la regionale 516, per un normale controllo stradale dai carabinieri, che hanno deciso di perquisire lui e l'auto, trovando oggetti utilizzabili per scassinare porte o veicoli di cui non è stato in grado di giustificare la presenza. In particolare aveva 4 cacciaviti, un cutter, una forbice da elettricista, un arnese in ferro artigianale con filettatura elicoidale e una tenaglia da carpentiere. E poi in macchina, oltre al lampeggiante azzurro, c'era anche una targa di nazionalità romena, già denunciata come smarrita a Vedelago. Il 23enne è stato denunciato per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e tutti gli oggetti sono stati sequestrati per accertamenti.
Restano gravi le condizioni del 43enne operaio manutentore di Bassano del Grappa, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Treviso dopo essere caduto per 9 metri quando il tetto del capannone sul quale stava lavorando ha ceduto. Il dramma ieri mattina alla Sertec di Biancade di Roncade. In corso le indagini dello Spisal per accertare le cause del cedimento della struttura che ha provocato la caduta dell'uomo, dipendente di una ditta esterna di Castelfranco Veneto. E a proposito di sicurezza sui luoghi di lavoro, questa mattina ad Asolo gli artigiani della Marca trevigiana hanno presentato un importante progetto che fa leva sulla realtà virtuale. Oggi l'assessore Donazzan cercheremo di far capire qual è oggi il limite di questa norma che ormai è datata, un limite che nei nostri corsi di formazione, anche ai nostri addetti, vengono ripetute, esempio norme di PCR, leggi, numeri che non ci servono. A noi servono momenti di continuo confronto su quelli che sono i temi della sicurezza, creare quel sentimento di sicurezza fra tutti i nostri dipendenti. Meno burocrazia e più praticità è l'appello degli artigiani alla Regione Veneto per quanto riguarda i corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dimostrare loro con video, dimostrare loro con tutta una serie di situazioni qual è la situazione di emergenza a cui è capitato, qual è stata la situazione con cui si è procurato quell'incidente. Continuare a puntare sulla formazione è la parola d'ordine anche per l'assessore regionale Donazzan, che poi puntualizza. Quello che però non deve essere che la formazione sia solo la legge, il rispetto della legge e la burocrazia, perché poi quello imbriglia. È molto meglio continuare a fare iniziative come queste, in ciascuna azienda continuare a fare formazione. È con questo obiettivo che arriva il progetto Virtual Reality for Safety Training, realizzato da Confartigianato, impresa Marca trevigiana, con la collaborazione dei Vigili del Fuoco di Treviso e il contributo di un pool multidisciplinare di esperti. Si tratta del primo strumento a livello nazionale che riproduce in modo autentico il luogo di lavoro ed è stato studiato per consentire una raccolta dati basata sulle scelte che i vari giocatori effettueranno durante le sessioni al fine di consentire analisi qualitative e quantitative del comportamento e l'apprendimento. Questi simulatori servono veramente per immaginare tutti gli scenari. Non c'è solo la teoria, anzi devo dire che si impara di più facendo pratica. Prevenzione che passa attraverso i lavoratori di domani, presenti infatti all'incontro di Asolo anche gli studenti di diversi istituti della Marca che hanno potuto sperimentare la simulazione. Noi tempo addietro abbiamo fatto anche dei progetti con i ragazzi, proprio ragazzi di scuola media superiore, perché sono loro il nostro futuro e quindi è fondamentale far capire i concetti della cultura della sicurezza all'interno degli ambienti scolastici. La cronaca giudiziaria andrà a processo il 37enne che il 23 giugno 2021 a Moriago della Battaglia uccise la barista Elisa Campeol. 30 coltellate per massacrare Elisa e poi quell'orecchio tagliato e portato via come un feticcio. Una prima perizia ne ha attestato l'incapacità di intendere e volere, ma il GUP ha deciso che Fabrizio Biscaro deve andare a processo. Prima udienza il 3 aprile in Corte d'Assise, rinvio a giudizio come chiesto dal legale della famiglia della barista uccisa, sostenendo che al momento dei fatti, dall'acquisto del coltello al momento in cui si costituì ai carabinieri, il 37enne fosse perfettamente lucido. Era il 23 giugno 2021 quando la 35enne Elisa Campeol di Pieve di Soligo decise di trascorrere la mattinata nell'oasi naturale dell'Isola dei Morti sul Greto del Piave a Moriago della Battaglia per prendere un po' di sole, ma all'improvviso dalla stradina di accesso al Greto, dietro al suo lettino, arrivò Biscaro che con un coltello comperato in un supermercato della zona la sera precedente il delitto infierì barbaramente sulla barista. Si scoprì poi che era stato in cura presso il centro di salute mentale di Conegliano, ma che si era volontariamente sottratto a una cura a base di medicinali per curare il disturbo di personalità medio-grave di cui era affetto. L'orrore scosse tutta la Marca. Ora inizia un nuovo fronte giudiziario. La difesa potrà chiedere un'altra perizia per ribadire l'incapacità di intendere e volere e puntare alla non punibilità dell'uomo, attualmente rinchiuso nel REMS, la residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Resta il tema più generale del disagio mentale e l'allarme, il vero e proprio allarme sulla carenza di psichiatri. I fattori di rischio sono aumentati, fattori di protezione come la coesione della comunità,
C'è bisogno di intercettare precocemente le forme di disagio. Intervenire precocemente su un ragazzo fragile oggi significa magari evitargli una carriera poi di persona con un disturbo mentale grave. La fotografia dell'ex direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ULSS 2 è chiara: ansia, isolamento, chiusura, con conseguenze spesso gravi per sé e per gli altri. I dati, nero su bianco, raccontano di un allarme della Marca. Rispetto al 2020, le prestazioni erogate dal Dipartimento nel 2022 sono cresciute del 15%. In crescita i numeri che riguardano la fascia 18-24 anni. Oggi l'ULSS 2 può contare sul lavoro di 42 psichiatri e 28 psicologi, ma mancano all'appello almeno 17 psichiatri. I concorsi vanno deserti. A dirlo il direttore dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, che ricorda come un ricorso al TAR stia bloccando l'assunzione di ben 40 professionisti. Il servizio riesce a coprire questa mancanza assumendo psicologi ed educatori, ne arriveranno 18, ma la coperta resta corta se la missione è quella di intercettare il disagio, fare rete e prevenire drammi. Un dibattito sempre aperto, riemerso a Sant'Artemio di Treviso alla presentazione del libro Un manicomio dismesso, dedicato proprio alla storia e alle storie dell'ex ospedale psichiatrico attivo dal 1875 al 1970. Storie di un passato che sembra lontano, ma il futuro, seppur profondamente diverso, vede aleggiare sopra le teste di tutti l'inquietante spettro di un sistema che potrebbe non reggere l'urto dei disagi sempre più forti. I servizi sono in difficoltà e non è stato solo il Covid a metterlo, c'era una difficoltà precedente. Vanno ripensati, riformulati, riorganizzati per un territorio che chiede sempre di più e con il rischio che non trovi quelle risposte che ha bisogno. La politica con il congresso provinciale della Lega di Treviso, una storia che sembra infinita. Il commissario Boff annuncia: auspico si faccia tra la prima e la seconda settimana di febbraio. Domenica celebreremo il congresso a Belluno. Penso che la prima e la seconda settimana di febbraio siano le date più auspicabili per poter celebrare i congressi anche in provincia di Treviso. Slitta dunque l'appuntamento atteso da 4 anni, dopo che si era ipotizzato come giorno utile il 29 gennaio, ma difficile organizzare in tempi così stretti. Organizzare un congresso nelle province più piccole con un minor numero di militanti è sicuramente più facile, lo si può organizzare più velocemente. Una provincia come Treviso, che è la provincia più importante in termini di adesione di militanza in Veneto, va organizzata un po' meglio, diciamo, ci sono un po' più di difficoltà organizzative. Luciano Dussin, Riccardo Barbisan, Dimitri Coin e Giuseppe Paolin per la partita di Treviso è corsa a 4. Credo sia giusto, dopo 4 anni di commissariamento, che il partito si rivitalizzi con così tanti candidati, spiega Boff. 4 candidati probabilmente a Treviso non si erano mai visti, quindi io auspico che magari questi giorni consentano anche di fare un po' sintesi, perché o bene o male veniamo tutti dagli stessi principi, tutti dagli stessi ideali, tutti abbiamo la stessa cosa nel cuore, che è l'autonomia dei nostri territori e lo sviluppo dei nostri territori, e forse questo è lo spirito che ci deve animare più di tutto. Pubblicità, a fra poco. Di nuovo in diretta per l'addio ad Angelina Marcon, 111 anni, la donna più longeva della Marca. Si è spenta la scorsa notte all'ospedale di Treviso Angelina Marcon. Il 10 dicembre aveva spento 111 candeline, era la più longeva della Marca. Qualche giorno fa era stata ricoverata al Caffoncello per uno scompenso cardiaco che sembrava però superato. Purtroppo poi è subentrata una polmonite che le è stata fatale. In queste immagini, tratte da un servizio andato in onda nel nostro telegiornale, la festa lo scorso dicembre per il suo compleanno, circondata dai 3 figli e dai 22 tra nipoti e pronipoti che le sono sempre stati accanto per ascoltare i suoi racconti, ricordi di una vita tra Carbonera, dove era nata nel 1911, e Spercenigo, dove si è poi trasferita e dove ha abitato fino a pochi giorni fa. Il lavoro nei campi, 2 conflitti mondiali, l'amore per il marito Angelo, 111 anni affrontati da Angelina sempre con grande forza, quella forza che le aveva permesso di combattere il Covid, contratto 3 anni fa. L'ultimo saluto sarà dato venerdì 27 gennaio alle 15 nella chiesa di Spercenigo, dove il giorno prima alle 19:30 sarà recitato il rosario in ricordo di nonna Angelina. Andiamo adesso a Belluno.
La cronaca giudiziaria in primo piano, nessuna responsabilità per la morte di Carla Caturani, la 61enne ex anestesista in pensione del Codivilla Putti di Cortina, travolta e uccisa dalla frana di Alverà il 4 agosto 2017. L'unico imputato rimasto nella vicenda, aperta dopo la tragedia dell'estate di quasi 6 anni fa, l'ex dipendente di Veneto Strade Sandro D'Agostini, è stato assolto con la formula più ampia per non aver commesso il fatto. L'udienza finale al Tribunale di Belluno, la giudice Antonella Coniglio ha letto la sentenza dopo una rapidissima Camera di Consiglio e al termine della richiesta del pubblico ministero una condanna per 4 anni. L'accusa della procura nei confronti di D'Agostini era quella di non aver predisposto idonei presidi di allerta e di allarme lungo la frana che quella drammatica sera travolse l'auto di Carla Caturani e la trascinò sul letto di Rio Gere. Nella medesima vicenda indagati e poi prosciolti l'ex sindaco di Cortina d'Ampezzo Andrea Franceschi, l'ex assessore Stefano Verocai e l'allora responsabile dell'ufficio lavori pubblici del comune ampezzano Stefano Zardini Lacedelli. 3 mesi fa l'incendio devastante che distrusse lo storico albergo iconico di Ponte Serra a Lamon, una corsa contro il tempo, quella dei titolari stretti dall'abbraccio dei volontari decisi a ricominciare. Oggi il primo passo verso la normalità con la riapertura del bar. Chi c'era l'8 novembre dell'anno scorso, chi vide le fiamme, probabilmente fa fatica a credere che oggi sia stato di nuovo possibile entrare a bere un caffè nella locanda Ponte Serra, devastata da un furioso incendio. Tra questi c'era un collega che di quel territorio è la memoria storica. Mi aveva messo una gran tristezza perché è un centro di vita della vallata. Vederlo riaprire? Vederlo riaprire mi rigenera... mi annuncia la primavera. C'è sempre questo pensiero, la levataccia la mattina presto e le immagini che abbiamo ancora nella memoria, però dai, fra poco saranno solo un piccolo ricordo. Certo, le tracce ci sono e si vedono dietro le impalcature, ma all'interno tutto è accogliente, restano intatti i sapori di un ambiente che ha più di un secolo, grazie all'impiego di materiali recuperati, ma soprattutto colpisce il sorriso di chi, avendo perso quasi tutto, con tenacia e coraggio ha trovato la forza di ricominciare oggi, con la speranza di riaprire tra una settimana anche il ristorante. Siamo tutti felici perché dopo un evento del genere adesso finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel, insomma, e dopo l'accoglienza della gente è stata straordinaria come in questi 2 mesi, quindi siamo finalmente felici, insomma. I temi dell'attualità preoccupa il dissesto idrogeologico nazionale e la provincia di Belluno non fa certo eccezione, anzi. Dopo i fatti di Casamicciola, nell'isola di Ischia, il governo vuole sapere quali sono i rischi idrogeologici del paese. Il prefetto di Belluno, per dare risposte concrete, ha chiesto ai 61 sindaci della provincia di rendere note le singole situazioni di rischio. In 24 hanno risposto. Tutti si sono presentati agli incontri promossi al comando provinciale dei Vigili del Fuoco. I sindaci hanno evidenziato le loro criticità presenti nei propri territori, così come anche noi abbiamo riportato quelle che sono le situazioni che riteniamo più a rischio in base alla nostra esperienza. Considerate che noi mediamente ogni anno effettuiamo circa 300 interventi a seguito di segnalazioni per dissesto idrogeologico. Ci siamo confrontati, abbiamo concordato le linee da seguire per una mappatura che ci consenta di conoscere nel dettaglio, con piena consapevolezza, le vulnerabilità del territorio per poter lavorare insieme su progetti di messa in sicurezza, utilizzando anche i copiosi finanziamenti che arriveranno dal PNRR. La questione è delicata e più di qualche sindaco avrebbe espresso perplessità. L'assessore veneto alla protezione civile Giampaolo Bottacin ha tranquillizzato i primi cittadini. Le lettere che alcune prefetture hanno inviato ai sindaci relativamente al rischio idrogeologico, afferma Bottacin, stanno creando una certa preoccupazione nelle amministrazioni locali. L'assessore regionale è perciò intervenuto in queste ore per chiarire che sono stati approvati i criteri e le modalità per la programmazione degli interventi e che sono state definite in particolare le diverse fasi in cui deve essere sviluppata la loro programmazione e realizzazione, oltre che le priorità dei lavori.
Il grande cuore della provincia di Belluno è andata a buon fine l'operazione di raccolta e consegna aiuti in favore della popolazione ucraina martoriata dalla guerra. Sono arrivati a destinazione i mezzi organizzati dai volontari di Lamon, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi e Milano. Ecco l'arrivo della colonna di mezzi che dopo 3.000 chilometri hanno raggiunto la città di Leopoli in Ucraina per la consegna dei beni raccolti dai volontari di Lamon, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi e Milano. 6 furgoni, 14 volontari alla guida, un carico di circa 70 quintali tra vestiario, alimentari e farmaci sono stati depositati al seminario dello Spirito Santo diretto da padre Ior Boico, che si occupa della distribuzione alle persone in difficoltà in quella terra martoriata da una guerra che non conosce sosta. Un'operazione di solidarietà che ha unito pubblico e privato. L'ULSS Dolomiti ha inviato 22 apparecchiature elettromedicali e materiale sanitario. I volontari hanno raccolto anche giocattoli per bambini, una carrozzina e altri beni di prima necessità per un valore di circa 6.000 euro, frutto di donazioni dei cittadini. La gioia dell'arrivo e della consegna dei beni è stata però interrotta dal suono delle sirene antiaeree. Mi sento male. Ma perché sono emblematiche? Non so se sentite il suono delle sirene. Un suono prolungato e cupo che anticipa l'arrivo di una incursione aerea nemica. Che pesa questo? Sirene. Un clima tetro e spettrale, racconta il portavoce dei volontari Gino Pante di Lamon, soddisfatto per l'esito positivo delle operazioni di solidarietà, con l'auspicio che presto l'orrore della guerra possa restare un brutto ricordo. Non ho altri aggiornamenti da darvi da Belluno e Treviso, e quindi tutto anche per questa edizione. Vi lascio alle previsioni del tempo. Buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Alta pressione con condizioni stabili, poi la settimana inizierà all'insegna del brutto tempo. Domenica 22 gennaio intanto ci sarà il sole. Vediamo insieme in dettaglio. Sul Veneto tempo buono, sarà asciutto e non sono previste piogge. Cielo a tratti coperto con nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Venti moderati nord-orientali in pianura. Sulle Dolomiti permane un marcato pericolo di valanghe. Clima freddo con temperature minime sotto zero ovunque, massime tra i 3 e i 5 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo variabile o nuvoloso in alcuni momenti, ma con ampie parentesi soleggiate. Bora sostenuta anche forte a Trieste. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sui 4-7 gradi all'incirca. Infine spostiamoci sul Trentino Alto Adige, dove sarà asciutto con un'alternanza di sole e di annuvolamenti. Temperature minime anche in questo caso sotto zero, massime sui 2-3 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.